Ci troviamo nel cantiere del progetto 711 relativo alla sistemazione del versante e all'ampliamento del terminal ferroviario. I lavori prevedono l'ampliamento dell'attuale parco ferroviario e la realizzazione di un binario aggiuntivo e il conseguente spostamento verso monte dell'attuale strada di accesso al porto di Vado Ligure. Per poter effettuare l'ampliamento del futuro terminal occorre effettuare degli scavi di sbancamento. Lo sbancamento che si può dividere in due fasi, lo scavo di valle che interesserà lo spostamento dell'attuale strada di accesso al porto e lo scavo più a monte, lo sbancamento più a monte che attualmente è in fase di avanzamento che interessa un fronte di circa 300 metri di sviluppo. Il materiale scavato, buona parte del materiale scavato, circa l'80-90% del volume complessivo pari a 150.000 m3, viene riutilizzato nell'ambito del cantiere della costruzione della nuova diga di Vado Ligure, come bonifica del fondale limoso esistente, mentre la restante parte di materiale, quindi quello più fino e lo scottico, viene portato in centri di recupero autorizzati. Come possiamo vedere il versante è formato da scarpate a gradoni su cui noi ci troviamo con ampiezza 4 metri e un dislivello fra un gradone e l'altro di circa 10 metri. La parte più a monte, che è praticamente ultimata, è protetta da geostuoie in fibra di cocco, su cui poi verrà applicata l'idrosemina per il futuro inervimento. Al piede di ogni scarpata è stata posizionata una canaletta in cemento per la raccolta delle acque meteoriche. La canaletta poi verrà convogliata in pluvi formati da massi naturali. L'appalto è stato aggiudicato all'impresa di costruzione Icose SpA, le lavorazioni dureranno circa 28 mesi e l'importo complessivo dei lavori è pari a circa 17,5 milioni di euro.